Mi chiamo Franco Murer, sono figlio di Augusto Murer, scultore nato a Falcade nel 22. Mio padre iniziò a intraprendere questo amore per la scultura da giovane, da piccolo, quando a un certo punto si ammalò di poliomielite e dovette rimanere a letto per molti mesi. In quel periodo il nonno chiese a mio padre di aiutarlo a sistemare gli attrezzi da lavoro, quello che utilizzavano poi nei campi durante l'estate. Lui in quel periodo iniziò a tagliare un po' di legno, a tagliare quello che erano poi gli attrezzi, a sistemarli e si innamorò della materia. Chiese alla mamma di poter andare a Ortisei a frequentare la scuola d'arte e nel tempo, 18 anni, ci riuscì. Frequentò la scuola d'arte di Ortisei per 3 anni, poi rientrò a casa e dovendo continuare le cure fu mandato a Venezia, al Lido di Venezia, dove c'era un centro specializzato, e lì lui ebbe la fortuna di incontrare il grande Arturo Martini, che in quel periodo insegnava all'Accademia di Belle Arti. Logicamente lui non riuscì ad entrare all'Accademia, però riuscì a frequentare per 6 mesi come ragazzo di bottega lo studio di Arturo Martini. Lì lui dirà sempre dopo nella vita che Arturo Martini gli ha insegnato cos'era veramente la scultura e gli tolse le cataratte dagli occhi. Ecco, questo per il maestro lui ebbe sempre una grande venerazione e un grande amore per tutta la vita, quello che fu insegnato e quello che lui apprese. Alla fine di questo periodo di 6 mesi, nel 1943, lui rientrò e partecipò alla lotta partigiana, mentre Arturo Martini si fermò poi a Treviso e morì nel 1947. Lì Augusto, cioè mio padre, da quel momento iniziò a intraprendere la scultura, il mestiere di scultore, e nel 1953 venne invitato alla Galleria Cairola di Milano, che era la famosa galleria di Corrente, a partecipare con alcune opere ad una collettiva. Ebbe la fortuna di incontrare e di conoscere in quel momento Renato Guttuso, Ernesto Treccani, Tono Zancanaro, Aligi Sassu e altri, Raffaele De Grada come critico d'arte, e da lì nasce un'amicizia che durerà per tutta la vita con tutti loro. Questo è un po' il percorso di mio padre. In quegli anni continuò a lavorare in opere in legno. Noi qui abbiamo una ballerina, qui vicino, in legno di frassino. In fondo c'è l'ultima scultura che lui realizzò nel 1985, pochi mesi prima di morire, che è quel torso di donna sempre in legno di frassino. Poi qui quello che era lo studio di mio padre, che adesso è diventato un museo, ci sono altre opere in legno come Nikolaevka, che è legata poi alla ritirata di Russia in omaggio ai nostri alpini che sono dovuti ritornare a piedi in mezzo alle nevi, e poi ci sono altre opere tipo La donna al sole, Ragazzi al torrente, cioè contadini, minatori, cioè il percorso che lui ha fatto è un percorso che voleva testimoniare la propria terra, quello che poi è il racconto della sua vita, cioè il vivere in montagna e rimanere in montagna. La tecnica utilizzata da mio padre era principalmente quella della scultura in legno, cioè logicamente utilizzando a quei tempi gli scalpelli, le scoppie, tutto quello che serve, compresa anche all'inizio, se non proprio all'inizio, dopo anche la motosega. Per quanto riguarda invece la scultura monumentale, era indispensabile trovare un materiale che fosse più resistente anche alle intemperie e al tempo, e logicamente si è rivolto ad una fonderia utilizzando poi la fusione in bronzo. La fusione in bronzo ha un sistema di lavoro molto più complesso e più lungo, perché si deve poi modellare prima con creta o plastilina o gesso un'opera, poi si devono fare le forme, i negativi, poi di nuovo i positivi in cera,
ritoccare tutta la cera, un lavoro che si fa generalmente in fonderia, e poi da lì si passa alla fusione vera e propria, che è poi il sistema che utilizzava anche Cellini. Altre tecniche comunque erano utilizzate polistirolo per poter alleggerire un attimo l'opera, per poi trasportarla o muoverla anche in studio, altri sistemi era di modellare direttamente in gesso, mantenendo poi la scultura così com'è in gesso, in materia primaria. La creta era la materia principale, però tutto partiva dal disegno, dal segno, cioè da un foglio di carta, da un pennino, da una china nera o colorata, non aveva importanza, e da lì cercava la forma per bloccarla, per poi trasportarla nel modellato in quello che diventerà il bozzetto o la scultura definitiva. Tra i monumenti più importanti realizzati da mio padre c'è sicuramente il monumento a Belluno, il monumento alla Resistenza in Piazza dei Martiri, quello di Trichiana, logicamente quello di Venezia alla Partigiana, che è in collaborazione con l'architetto Carlo Scarpa, poi sul Cansiglio un altro monumento lo si può trovare sul Grappa. Poi le opere importanti, c'è un'opera che è il portale della chiesa di Caxias do Sul in Brasile, che racconta l'emigrazione italiana in Brasile. Quello forse è una delle opere importanti perché è legata al nostro territorio, al territorio bellunese, la grande emigrazione che c'è stata nel 1875. Noi ci troviamo qui in quello che era lo studio di mio padre, che non era solo lo studio di mio padre, è stato il suo sogno fin da ragazzo. Lui aveva sognato e sperato di poter costruire questo edificio qui dove si trova, perché questo era il terreno che lui aveva ereditato dai genitori. Qui lui ha chiamato l'architetto Ravanzo di Treviso, che nel 1971 ha disegnato e realizzato questo che è una fabbrica della scultura. Questo non è un edificio per abitare, ma è un edificio per realizzare. Questo direi che è il luogo ideale per conservare le opere che noi abbiamo deciso come famiglia di tenere unite e di collocarle in questo luogo a disposizione di chi ha l'amore e l'interesse per visitare e per vederle.